Le prossime elezioni regionali sono per noi una scadenza importantissima e il PD aspira ad essere forza di governo. Ma per farlo occorre allargare il campo e coinvolgere altre fasce di elettorato. Il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella lo ha detto chiaramente in sede di direttivo, parlando di forze sociali, civili ma anche liberali. Io sto osservando quello che succede all'interno del centrodestra e mi pare che siano molto frammentati e che non ci sia più un progetto comune che li tiene assieme. Ma io non mi sto rivolgendo a Forza Italia, io mi sto rivolgendo ad elettori, a fasce sociali che si sono, nel corso di quegli anni collocati da quella parte, con un progetto credibile, perché no, possono essere collocati, rispetto a noi e io voglio tenere in piedi uno schieramento il più ampio possibile. Abbiamo già visto come la solitudine, elettorale non porta da nessuna parte. Due i temi principali su cui il partito intende a breve formulare le proprie controproposte, sanità e autonomia. Il sistema sociosanitario del Veneto va ripensato, va riorganizzato con una maggiore attenzione all'assistenza domiciliare, all'integrazione sociale, alla digitalizzazione del sistema, anche con le risorse che verranno dal PNRR. Autonomia dice non bandiera politica, ma vera e propria necessità se si vuole percorrere la strada dell'efficienza amministrativa. Occorre, prosegue il segretario Dem, uscire dalla vaghezza degli ultimi anni. E non si è mai entrati nel merito di quella che può essere l'autonomia realizzabile. Ecco, noi avanzeremo una nostra proposta, anche da questo punto di vista credibile, mettendo un po' da parte il feticcio delle 23 materie e dicendo: realmente queste sono le materie che possono essere realizzate, facciamolo a partire da una legge quadro, facciamolo con delle risorse specifiche, ma facciamo in modo che questa autonomia si realizzi. Sullo sfondo dei temi politici di casa nostra, il conflitto in Ucraina, che vede impegnati in queste ore politici e privati cittadini in appelli e sit-in. Le manifestazioni di queste ore vanno in questo senso, solidarietà, e vicinanza al popolo ucraino e costruire, tutta quella mobilitazione civile che è importante.